Evento riuscito oggi al Palazzo Magico in Pianura Cultura, abbiamo avuto degli ospiti molto interessanti. Di cosa si è trattato? Ci spiega un minuto il nostro ospite. Allora, oggi abbiamo avuto il piacere di essere qui presenti e presentare il nostro ultimo libro, Come è nato un amore senza telefonino, e abbiamo avuto il piacere di esporre quelle che erano le nostre lettere d'amore che ci siamo scambiati quando eravamo fidanzati, e hanno trovato un consenso notevole tra chi era presente, e a noi ha fatto molto piacere rinvangare anche insieme ad altri questo periodo nostro della vita che ci ha dato tante belle soddisfazioni, e ora possiamo darle anche agli altri perché siano in grado di vedere nella loro vita, di mettersi giù, scrivere anche loro qualcosa perché rimanga ai posteri quello che hanno fatto. Dell'essere stati invitati, grazie di essere presenti, e è stata una gioia a esprimere anche noi il nostro piccolo contributo affinché il libro e altre persone comincino a scrivere veramente su carta affinché rimanga per i figli, per i nipoti e per gli altri.